pregare. Con lo stesso desiderio di imparare, noi ci rivolgiamo al Padre San Francesco: insegnaci a pregare. La preghiera è stata componente essenziale della spiritualità di San Francesco di Paola ed è per noi preziosa eredità spirituale. La preghiera è innanzitutto ascolto di Dio, perché quando l'uomo prega risponde ad un appello di Dio. Il significato della sua vita eremitica è tutto qui: la preghiera è necessaria. San Paolo così esortava i cristiani di Efeso: pregate in ogni tempo, con ogni forma di orazione e di supplica, per mezzo dello Spirito. Alla preghiera dei giusti Dio lega spesso la sua azione di salvezza. Dalle regole del primo ordine dei minimi. Ciascuno è pure esortato ad applicarsi alla santa orazione, ricordandosi che la pura e assidua orazione dei giusti è una grande forza e come un fedele messaggero compie il suo mandato, penetrando là dove non può arrivare la carne. Anche San Francesco nella sua vita legò l'azione alla preghiera, ricorrendoci egli stesso e invitando quanti accorrevano a lui a fare altrettanto. Basandosi sugli insegnamenti evangelici e mettendo a frutto tutta la tradizione spirituale cristiana, anche il nostro padre San Francesco ci ha insegnato come pregare. E ora chiediamo al Padre San Francesco il dono del suo spirito di preghiera. Padre San Francesco, che nella preghiera assidua hai testimoniato al mondo il primato assoluto di Dio ed hai attinto con l'elevazione del tuo spirito a Lui la forza della tua azione, concedi a tutti noi tuoi figli lo stesso spirito, perché anche noi possiamo sentire il bisogno costante di Dio e attingere attraverso la preghiera quella forza necessaria per affrontare lo spirito di fede e i problemi della vita. Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. San Francesco di Paola, benedici la nostra parrocchia. Viva San Francesco!